Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Al Friuli di Udine va di scena Portogruaro contro Novara. È l'ottava giornata del campionato Serie B-Win. Portogruaro fortissimo in casa, 3 partite, 3 vittorie. Per il Novara 2 sconfitte nelle ultime 3 partite. E dopo un minuto di silenzio per i 4 militari italiani morti in Afghanistan si inizia ed è subito Novara Show. Al minuto 8 Bertani punta Cardin, il doppio passo, il cross in mezzo, trova puntuale all'appuntamento Gonzales che anticipa Madaschi e fa 1-0. Quarto gol in campionato per l'argentino S. Racing Avellaneda. Minuto 10, ancora Gonzales, riceve poi scarica il sinistro, palla molto alta sopra la porta di Rossi. Sempre solo Novara, Portogruaro inutile nei primi minuti. Al minuto 18 Motta per Bertani, la grande parata di Rossi che salva sulla linea. Ancora Novara con Gonzales, l'accelerazione, prova a tenerlo Delia. Gonzales entra in area, il suo tocco sul secondo palo, il gol del 2-0, la doppietta personale per Gonzales, fa 5 in campionato. Patetico il tentativo di Elia di fermare l'argentino. La risposta del Portogruaro con la punizione di Amodio, poi il sinistro di Cunico e la grande parata di Jimmy Fontana, titolare vista l'indisponibilità di Ulcani, impegnato con la nazionale albanese. Ancora Portogruaro, qui Altenier con il tacco si libera, poi di punta, non trova la porta di Fontana, si arrabbia Tesser, ma Novara riprende da dove aveva iniziato. Ancora con Gonzales, l'assist di Motta che fa quello che vuole. Gonzales dal limite dell'area trova il sinistro vincente, là dove Rossi non può davvero arrivare. Partita chiusa dopo i primi 43 minuti, 3-0 Novara, il risultato con il quale si chiude il primo tempo. Nella ripresa entra Tarana e si vede subito il destro da fuori dell'ex Mantova, para Fontana, poi Tarana con il sinistro, c'è una deviazione, incrocio dei pali, Altenier al volo di sinistro, fa 3 in campionato e prova a riaccendere le speranze del Portogruaro. Tesser si arrabbia anche perché il Portogruaro va vicino al gol numero 2, il cross di Tarana, sempre per Altenier. Qui Jimmy Fontana è super, poi bravo anche a fermare il sinistro di Cunico. Nel Novara c'è Gonzales, qui pennella l'assist per Rigoni, colpo di testa che finisce sull'esterno della rete. Ancora Gonzales, riceve il pallone, si gira su se stesso, sceglie il destro, non è il suo piede e si vede. La sua giornata non finisce qui, il minuto è l'81, riceve palla, l'accelerazione, la seconda della partita, il sinistro terrificante, gol numero 7 in campionato, capocannoniere della Serie B-Win. Novara fenomenale in avanti. Nel finale al minuto 89 c'è gloria anche per Rigoni, fermare il 5-1 finale, il secondo gol in campionato per il Novara, 17 gol in 8 partite. Una vittoria preziosa che porta la squadra piemontese a -2 dalla capolista Siena per il Portogruaro, prima sconfitta tra le mura amiche.